Quel senso di solitudine che cito nella mia relazione degli imprenditori che si sentono magari dimenticati in un momento in cui invece c'è bisogno di sostenerli e di accompagnarli in questo percorso. Un monito duro e senza giri di parole scuote il nord-est. L'industria va difesa adesso se si vuole difendere il futuro del territorio. È il messaggio lanciato da Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est, davanti a oltre 2200 imprenditori e ospiti riuniti alla Fiera di Padova nella sua prima assemblea generale della Maxi Territoriale di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. Il vero problema è che viene a mancare la fiducia tra industria e istituzioni, quindi sarebbe la cosa peggiore in un momento in cui noi siamo ormai da 2 anni che diciamo che serve la continuità degli investimenti, cioè noi stiamo dicendo serve un piano industriale del Paese e alla fine stoppiamo prima gli investimenti, quindi credo che a questa cosa bisogna solo porre rimedio. Dal palco la presidente Carron ha per questo sostenuto con forza la proposta di Confindustria al governo, un piano straordinario di 8 miliardi di euro l'anno per almeno 3 anni per sostenere la crescita e la modernizzazione del sistema produttivo. Certamente non sono abbandonati e si possono sentirsi soli dal Ministero degli Esteri, che è anche responsabile del commercio internazionale. Abbiamo una strategia per sviluppare il commercio internazionale e il Veneto è la terza regione che esporta di più nel nostro paese. Abbiamo aumentato anche gli investimenti per l'ICE. Io ho girato le imprese oggi, tante imprese del Veneto, ho avuto solo apprezzamenti per il lavoro che facciamo. Certo che si può fare di più, serve una politica industriale, ma la situazione economica è quella che è, il bilancio è quello che è, ma certamente non abbandoneremo mai le imprese, a cominciare dal sottoscritto.